Dal frattempo arriva Abimelech con Picol, il sovrastante dei 6 soldati. Addio Abram. Dio è con te in tutto che tu fasis. Poi ben, giurami come per Dio che non tu mi imbroglieras né me, né i miei figli, né la mia inte, e che tu verras per me e per queste tiere, là che tu sei venuto forest, che il riguardo che io ho avuto per te. E rispondè Abram, tal zuri. Abram gli gridò a Abimelech per via del pozzo che i famosi di Abimelech gli avevano portato via. Disse al Abimelech, non sai cui chi ti ha fatto queste robate? Tu non mi hai dite nuie, e io ho vengo a sapere dove come. Allora Abram al ciolè bestea minute grande e al dea Abimelech a fare anche un patto fra di loro. Abram al mette di bande 7 pioris dal sottrop e Abimelech gli domanda, ci sono che spioris che tu has tu disse in bande? Gli risponde, tu has di accettare di me questi 7 pioris come testimonianze che questo poch lo hai zavat io, perché i metterin non al luc Bersabee, perché duc i doi avevano giurato. Arrivati a un combinamento a Bersabee, Abimelech e Picol, il sovrastante dei 6 soldati, a partire per tornare a terra dei Filisteos. Abram ha plantato un tamaris a Bersabee e lì al preà il nome del Signore, Dio d'eternità. Abram arrestà a lungo a terra dei Filisteos. Dopodiché sfaz, Dio al mette alle prove Abram, lo clamò. Abram, Abram, gli risponde, ve chi che io soi? Dio al dise, c'è pessuto fi, che tu has domechel e che tu i vuoi un ben di vite, Isaac, e vate tiere di Morie, e lì tu mal offriras in sacrifici su un tune monte che io ti disarai. Abram li va denant di, i mette la siele al mus, al ciolè con 6 doi fameis e Sofì Isaac, al spaccai lens per sacrifici e si invia de bande che Dio i aveva dite. La terza di Abram al cant al vol al viode di lontan il luc, disse all'Abram ai fameis, fermaisi a chi con il mus, io ho il frutto, o la ring lassù, o prearin e o tornerin da ur. Abram al ciappà sui lens per sacrifici e io mette su peschene di Sofì Isaac. Lo al ciappà in man il fuc e il curtis e si inviarin doi insieme. Isaac si voltà verso pari e disse, pai, gli rispondè, ben, figlio, vecchi il fuc e i lens, ma indulai es all'agnel che ho vin di brusà. Gli rispondè Abram, per l'agnel di brusà, Dio al prevederà, figlio, e a continuare in la strada insieme. Arrivati dal luogo che Dio gli aveva mostrato, Abram al fece l'altare e all'intassai i lens, poi alle a Sofì e lo mette sull'altare per zore dei lens. Abram slungò la man e alzò il curtis per sacrificare il figlio. Ma l'agno del Signore lo clama dal cielo e disse, Abram, Abram, e rispondè, o sei chi? Disse all'agnolo, non sta a slungare la man quintri dal tuo frutto, non sta fai dal mal. Come o sai che tu has teme di Dio, che non tu mi has rifudato neanche tuo figlio, che tu vevis dome quel. Allora Abram alzò il voi e al viodè un roc che gli era restato impirato cui quars in tu sterp. E Abram alleacciò il roc e la brusò sull'altare in pen dal fi. Abram acclamò che Luc Dio al proviot, perché anche in Didiue si dice sulla mont Dio al proviot. L'agno del Signore acclamò dal cielo Abram per seconde volte e disse,
ti giuri su me, sentenze dal Signore, mediante che tu has fatto questo, che non tu mi has rifiutato, l'unico che tu avevis, io ti colmerai di benedizioni, e moltiplicherai la tua gernassia come gli steli del cielo, e come il savalon che è sulle rive del mare, e la tua gernassia arriverà a paronare le città dei tuoi nemici. Per tua generassia saranno benediti tutti i popoli di terra, perché tu has ubbidito alla mia voce. Abramo, alla tornata che ieri in sei famiglie, e si mettere in viaggio duci insieme per Bersabè. Abramo ieri sta a Bersabè. Dopo di che fas, Abramo al venire a sapere che anche Milche gli aveva dato una discendenza a suo fratello Nacor. Il primo figlio aveva nome Uz, Buz suo fratello, Kemuel il pari di Aram, Chesed, Azo, Pildas, Idlaf, Betuel, e Betuel aveva avuto Rebecche, e son ches i vot figli che Nacor, fradi di Abram, al vut di Milche, aveva anche una concubine, che aveva non Reume, anche che avus fruz, Tebac, Gacam, Tacas e Mache.